Buongiorno da Chioggia, siamo con Alessandro Darè, presidente della Confcommercio di Chioggia appunto, e l'occasione è ghiotta per chiedere com'è la situazione del commercio nella sua città, facendo un bilancio anche dei primi 6 mesi del 2023. Ma in questo momento il commercio è un po' in sofferenza, il commercio tradizionale si sperava di una partenza boom dopo Pasqua, sinceramente, invece non c'è stato. La motivazione è che le famiglie non hanno possibilità economiche, con questi aumenti delle utenze e non aumenti di stipendio, purtroppo il commercio è un po' in sofferenza. Speriamo che riparta presto. Speriamo che lo Stato si metta in testa di mettere più soldi in tasca ai lavoratori e alle famiglie, nella speranza che le famiglie sicuramente, se hanno più liquidità, anche spendono di più. Ecco, la sua associazione che strumenti può avere e può mettere in atto per migliorare a Chioggia in generale, cioè in particolare, ma anche a livello nazionale? Come può un'associazione come la vostra influire e incidere su delle decisioni del governo? Ma noi siamo una struttura piramidale da Roma in giù, siamo su tutti i tavoli di confronto con il governo, da Roma alla regione alla provincia, e di conseguenza siamo presenti sul territorio con il nostro presidente Sangalli e a Caduta, quindi ci siamo e noi portiamo le nostre istanze. Abbiamo fatto l'assemblea generale di Confcommercio non più di 15 giorni fa, dove era presente il governo, dove sono state fatte le nostre rimostranze e si spera che comincino ad arrivare gli aiuti che ci hanno promesso sinceramente. E qualcosa è stato fatto, ma non basta, bisogna fare molto di più. Ecco, lei è da molti anni alla guida di questo sodalizio, ma non solo, lei è un commerciante di grande navigazione. È ottimista o pessimista sul futuro del commercio fisso da una parte, ma il commercio in Italia in generale? Ma guarda, io sono ottimista di natura. Abbiamo attraversato periodi molto brutti, non solo del Covid, ma non dimentichiamoci che a Chioggia abbiamo cominciato un po' prima, che abbiamo avuto il problema dell'acqua grande a Venezia, che è stata anche a Chioggia, e più di qualcuno se ne è dimenticato perché non sono ancora arrivati i risarcimenti dei danni da parte dello Stato. E quindi siamo abituati a soffrire e a ripartire. Non abbiamo mai chiesto aiuto a nessuno, ci siamo sempre tirati su le maniche e non abbiamo paura della concorrenza. L'importante è che la concorrenza sia leale e non sleale, che non ci siano commercianti di serie A e commercianti di serie B. Siamo tutti uguali e non abbiamo paura della concorrenza se le leggi sono uguali per tutti. Siamo attenti e preoccupati, però allo stesso tempo anche ottimisti.